Buonasera, benvenuti a questo appuntamento conclusivo di questa terza giornata di Vicino Lontano. Quando abbiamo iniziato col presidente del nostro comitato scientifico, Nicola Gasbarlo, così a tracciare le linee principali di questa edizione, e ci siamo detti che non poteva mancare un focus su quello che sarà il tema della discussione di questa sera. Nella convinzione che l'interazione sociale fra i corpi è fondamentale nello sviluppo di ogni essere umano, e ci è sembrato giusto e doveroso andare ad analizzare le conseguenze del distanziamento fisico, soprattutto nelle giovani generazioni. Abbiamo qui con noi, e li ringraziamo per essere intervenuti qui al nostro festival, il professor Ernesto Caffo, neuropsichiatra infantile, fondatore e presidente di Telefono Azzurro, oltre che della Fondazione Child. È stato tra i primi, proprio grazie all'osservatorio privilegiato che ha, a lanciare l'allarme sulla situazione. Con noi anche Laura Crucianelli, ricercatrice in neuroscienze al Karolinska Institute di Stoccolma, e a lei tra l'altro dobbiamo anche il titolo di questo incontro, Il contatto indispensabile, che è un suo articolo che è stato pubblicato in traduzione italiana su Internazionale. Alberto Rossetti, nell'ultima sedia, psicoterapeuta, lavora sia con gli adulti ma anche con i ragazzi, cura in particolare diversi progetti proprio con gli adolescenti, ed è autore con Feltrinelli di Tutti a casa, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato il lockdown. Poi una presenza nota qui a Udine, Antonella Sbuels, che come sapete le sue poesie, i suoi romanzi, tradotti anche in altre lingue, hanno ricevuto numerosi premi. Tra l'altro proprio qui al festival domani, sotto la loggia del Lionello, si presenta il suo ultimo romanzo, Questa notte non torno, ma è qui in versione di docente. E tra l'altro ascolteremo anche le testimonianze di alcuni ragazzi del Liceo Scienze Applicate, della classe seconda del Liceo Scienze Applicate del Malignani. A condurre la discussione, lo ringraziamo, Alessio Lasta, forse un volto che conoscete, un inviato di Piazza Pulita, insegna giornalismo televisivo d'inchiesta alla Cattolica all'Università Yulm di Milano, ha vinto numerosi premi giornalistici, ha presentato oggi qui al festival La più bella, la Costituzione tradita, gli italiani che resistono, e come forse sapete è stato il primo giornalista italiano a documentare quello che accadeva nelle terapie intensive durante la prima ondata della pandemia, e ha realizzato anche tra l'altro un'inchiesta proprio sul tema di questa sera. A lui lascio la parola, vi ringrazio, buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie per essere qui in questa serata importante, perché ci riappropriamo finalmente degli spazi, no? Torniamo a essere in relazione tra di noi. Vi confesso che mentre stavo venendo qui, attraversavo il vostro territorio, questa regione meravigliosa, e pensavo al titolo di questa serata, a questo contatto, a questa parola contatto, a me è venuto in mente qualcosa che, proprio perché coinvolge il tatto, è venuto in mente qualcosa che si fa, qualcosa di artigianale, qualcosa proprio di concreto, no? Che coinvolge i nostri corpi, coinvolge anche il ruolo che i nostri corpi occupano nello spazio e quindi nella relazione con le altre persone. Sapete, l'incontro tra due persone è sempre l'incontro tra due storie che si mettono una di fronte all'altra e che dialogano, ma è anche l'incontro tra due corpi che si possono in qualche maniera amare, stimare, rifiutare, che possono quindi dare origine a una gamma di emozioni che, proprio quando la relazione è stata interrotta dal lockdown, dalla prima e seconda ondata, ci è stato un po' sottratto. Ma poi ho pensato anche a questa cosa, ovvero che un corpo da solo è un oggetto che potrebbe sembrare inanimato, è qualcosa, il corpo, che di per sé stesso ci limita. Ognuno di noi, toccandosi, no, percepisce il limite della propria persona, questo limite che è corporale, no, che riguarda i corpi di ciascuno di noi. E allora che cosa rende vivo questo corpo? Lo rende vivo il cuore, cioè quello che dentro questo corpo c'è,
e lo fa entrare in relazione con le altre persone e che quindi coinvolge i sensi, no? Il tatto di cui parleremo questa sera, questo senso che è così importante e che è andato in pandemia, come ci racconterà Laura Crucianelli. Ciascuno di noi nella relazione con gli altri, nella relazione con i corpi degli altri, è in qualche maniera investito di una responsabilità. In questo caso di una paternità o di una maternità, no? Ma sempre di una responsabilità, sempre quindi di qualcosa che ci fa sentire legati. E allora tutto questo che ci è stato tolto col lockdown, in che maniera oggi possiamo recuperarlo? Cioè in che misura noi oggi possiamo tornare a toccarci, possiamo tornare a provare delle sensazioni? Allora passo subito la parola a Laura Crucianelli, perché mi sembra importante fare una riflessione su questo tema qui che tu hai toccato bene nel tuo articolo per Internazionale, ovvero il tatto. Tu hai scritto una frase che mi ha colpito: da qualche tempo il tatto è stato sottoposto a una sorta di proibizionismo. È un periodo difficile per il più importante dei sensi. Io per esempio non avevo pensato che il tatto fosse così importante. La pandemia lo ha reso tabù insieme alla tosse e agli starnuti in pubblico. Insomma, in che cosa l'assenza di tatto ha pesato di più in questo tempo di distanza, in questa mancanza di contatto, e come possiamo recuperare oggi questo contatto che sembriamo tutti un po' usciti, no, da un terremoto che ci ha catapultati in questa situazione? Sì. Buonasera a tutti innanzitutto, e ringrazio Paola e gli organizzatori del festival per avermi invitata e per l'accoglienza. Hai fatto una bellissima introduzione al mio argomento preferito, che è il tatto, appunto, e dici bene che nell'articolo descrivo questa sorta di proibizionismo, e da un certo punto parlo addirittura di una demonizzazione del tatto. Quindi già prima della pandemia, guardiamo per esempio all'emergere di correnti come il Me Too, in cui moltissime donne hanno testimoniato appunto di come il tatto fosse stato usato come una merce di scambio in rapporti lavorativi, specialmente, come l'accettare di essere toccati in una determinata maniera fosse stato usato come il modo per avere delle opportunità che altrimenti non avrebbero potuto avere. Quindi già prima della pandemia abbiamo visto questa carestia per quanto riguarda il tatto, che era stata anche lamentata da altre figure professionali come medici, infermieri, insegnanti. Si era proprio visto questa paura, questa attenzione per i modi, i contesti in cui il tatto veniva utilizzato. Se c'è una conseguenza positiva della pandemia è forse che adesso siamo veramente consapevoli di quanto importante sia il tatto. Come spesso accade quando perdiamo qualcosa, ce ne rendiamo conto di quanto fosse importante. Perché il tatto è così importante? Il tatto è il primo senso che si sviluppa a livello ontogenetico ed è mediato dalla pelle, che è il nostro organo più ampio in termini di dimensione e di funzioni. Se ci guardiamo, tutto il nostro corpo è coperto di pelle, quindi quanta superficie esposta costantemente al tatto. Anche solamente i vestiti che indossiamo ci stanno toccando, stanno attivando il nostro cervello in un modo continuo. Ovviamente poi possiamo distinguere diversi tipi di tatto, e qui arriva appunto la ricerca. Io da circa 10 anni mi occupo dello studio del tatto affettivo, quindi del tatto sociale, in altre parole delle carezze, e della funzione che questo tatto ha per il modo in cui diventiamo consapevoli di noi stessi e degli altri. Come menzionavi tu, è il modo in cui ci rendiamo conto dove finisce il mio corpo e dove inizia quello dell'altro. Il tatto quindi è importante fin dalla nascita, anzi anche prima della nascita. Già il feto è in grado di rispondere in modo volontario alla mamma che si tocca la pancia, per esempio. Poi alla nascita c'è una finestra temporale critica in cui deve esserci tatto,
tatto, e da qui appunto l'importanza dello skin to skin care, del fatto che il bambino venga immediatamente appoggiato sulla pelle della madre e più recentemente anche del padre, per fortuna. Quindi l'importanza di ripetere questa sensazione di essere cullati nel liquido amniotico anche dopo la nascita. Forse se c'è una cosa che vorrei rimanesse impressa di tutto quello che dirò questa sera, è un po' quello che è il punto di questo dibattito, ed è quali saranno le conseguenze a lungo termine di questa mancanza di tatto. E vorrei proprio comunicare il fatto che a livello biologico noi siamo costruiti per toccare, abbiamo questo sistema di percezione del tatto affettivo che è dentro di noi, quindi è incarnato in noi. E questo è il risultato di milioni di anni di evoluzione. Quindi a livello evolutivo 1-2 anni praticamente equivale a 0. Perciò io sono positiva, nel senso che questo desiderio di toccare, di essere toccati, di comunicare, di stare vicini, appunto, penso che sia così radicato in noi che è veramente difficile da metterlo in dubbio, diciamo. La cosa che mi colpiva è questo, che il tatto durante la pandemia è stato paradossalmente il veicolo del contagio, però tu dici che è anche il veicolo della cura. Sì. Ecco, come si è conciliata nel tempo, nell'evoluzione, no, della gestione della prima ondata e poi della seconda, questo tipo di cura? Cioè la cura come avviene oggi? Sì, come dico nell'articolo, io credo che non ci sia cura senza tatto, nel senso prendersi cura dell'altro richiede inevitabilmente toccarlo. E come abbiamo visto nella pandemia, vorrei fare una metafora, passatemela, ed è che in un certo senso quando vediamo i video dei pazienti nei reparti Covid, io rivedo un po' una situazione neonatale, nel senso una situazione in cui non era possibile sentire bene perché questi reparti erano, parliamo al passato, siamo positivi, molto rumorosi, no? Non era possibile vedere in modo chiaro perché c'era tutto l'equipment protettivo, e quindi il tatto è proprio diventato il mezzo tramite il quale era possibile comunicare in maniera concreta con i pazienti, fargli sapere che non erano soli e che tu eri lì per loro. Una cosa che è veramente unica e secondo me molto affascinante del tatto è la reciprocità. Cioè noi ogni volta che tocchiamo siamo anche toccati. Io tocco la penna mi sta anche toccando, mi sta mandando dei segnali che attivano varie aree del cervello. E questo, se guardiamo gli altri sensi, è una caratteristica unica, perché per esempio posso guardare qualcuno e la persona può decidere di non guardarmi. Con il tatto questo non è possibile. E il tatto è anche un senso multisensoriale, nel senso che ogni volta che io tocco una persona ho anche molte altre informazioni riguardo quella persona, per esempio la temperatura corporea, quella persona sta sudando meno, siamo abbastanza vicini che possa avere anche informazioni olfattive, per esempio, quindi è un senso super ricco per quel che riguarda le informazioni. E ovviamente c'è tutto il lato del significato che diamo al tatto, quindi il tatto come linguaggio, il tatto che ci permette di comunicare in maniera sofisticata tantissime emozioni e intenzioni, come abbiamo dimostrato in alcuni dei nostri studi. Ecco, vorrei passare anche a fare proprio un dibattito coinvolgendo anche i nostri ospiti. Professoressa Sbuelz, in adolescenza, e lei ha a che fare con studenti che vivono quella fase della loro vita, il tatto è molto importante perché ci si conosce, no? Anche a scuola, no? Ci si tocca molto a scuola, no? Cioè, ci si spinge, ci si entra in relazione, si entra in relazione anche conoscendo l'altro sesso, si manifesta attraverso il tatto anche un disagio nei confronti del professore magari, no? O della professoressa. Ecco, lei come ha visto cambiare questi ragazzi durante la pandemia, quando invece siete stati costretti dalla didattica a distanza a esautorare dalla sua funzione il tatto?
Allora, il discorso è indubbiamente complesso e in qualche modo, come dire, anche affascinante, nel senso che indubbiamente il tatto, così come tante altre potenzialità sensoriali e sociali, affettive, emozionali, sono state terribilmente penalizzate. Però io vorrei, con la forza dell'ottimismo, cercare di, come dire, sottolineare anche quello che mi pare che questi ragazzi abbiano imparato. Nel senso che io di fronte a me stasera 3 ragazzini della mia classe seconda, per esempio. Sono stati 2 anni per loro veramente pesanti, impegnativi, strani, soprattutto stranianti. Trovo che la grande esperienza che questi ragazzi abbiano dovuto appunto vivere sulla propria pelle, e questa è proprio una metafora che ci sta in pieno, è quella dello straniamento. Spiazzante, no? Questa esperienza per cui non ci si poteva vedere e non si potevano condividere in presenza le emozioni e l'affettività più importanti per il loro. Eppure la mia sensazione è stata che quando questi ragazzi sono ritornati a scuola, soprattutto questi di seconda che hanno alle spalle anche un anno come quello scorso, in cui già li avevo avuti sott'occhio durante questa evoluzione, abbiano in realtà potenziato fortemente altri tipi di competenze e di abilità. Le definirei proprio le life skills, soprattutto l'empatia. Guardate, io sono rimasta sconvolta dalla capacità di questi ragazzi di riconoscere in qualche modo, durante questi mesi, di potenziare la loro capacità di riconoscimento della sofferenza, non soltanto in se stessi, ma anche nelle persone attorno a loro. Per cui quando sono ritornati in presenza la mia sensazione è stata che avessero una capacità empatica fortemente sviluppata, potenziata, come se avessero fatto una sorta di, in tempi brevissimi, fossero stati costretti a sperimentare una sorta di trekking dei loro sentimenti più bui, delle emozioni più buie. La paura, sicuramente, l'angoscia, l'ansia, parleremo poi anche del lavoro su cui hanno appunto lavorato. Sì, poi ci arriviamo. L'ansia, ecco, che è diventata una delle parole, come dire, quasi compulsivamente utilizzate da loro e sperimentate, quindi evidentemente. Quindi questa esperienza, che è stata sicuramente di forte spaesamento e straniamento, ha sottratto moltissimo a questi ragazzi, eppure ha potenziato delle capacità di riconoscimento e di gestione dei sentimenti più angosciosi, più bui, più cupi, se vogliamo, della loro interiorità, ma evidentemente anche di quella degli altri attorno a sé. Ecco, professor, questa è stata la mia sensazione. Professor Caffo, no? Lei che è il papà del telefono azzurro. Il telefono azzurro è una realtà appunto che ha fatto, io direi, ha fornito, dico sempre, una torcia, no, a questi ragazzi, cioè nel buio delle situazioni molto complicate, perché poi si ricorderà anche lei, no? Dicevamo tutti restate a casa, no? Ma ci sono case e case, ci sono famiglie e famiglie, ci sono situazioni e situazioni, non sono, dire state a casa non è la stessa cosa per tutti, soprattutto quando si vivono dei conflitti dati dalla perdita del lavoro, magari dati anche da situazioni familiari già esacerbate. Ecco, la gestione dell'ansia, io sono venuto nella vostra sede, no? E ho visto davvero, credetemi, come la parola possa realizzare dei miracoli, possa lenire la parola di chi è competente a poterla fornire. Ecco, cosa avete vissuto anche voi al telefono azzurro e di cosa hanno avuto bisogno in questo periodo questi adolescenti che chiamavano le vostre linee, addirittura con la chat, visto che era molto difficile riuscire a chiamare, immaginatevi in una situazione familiare complessa quando tutti erano a casa. Ma diciamo che questo è stato un momento in cui le realtà familiari che riuscivano in qualche modo a funzionare, riuscivano a dare ai bambini e agli adolescenti delle risposte. Soprattutto quando a casa si parlava e si mentalizzavano questi grandi problemi che la pandemia proponeva in televisione, nei lutti familiari. E quello che invece non ha funzionato è nelle fragilità familiari, dove le famiglie non riuscivano a rispondere alle esigenze dei bambini e degli adolescenti, e sono tante. E allora noi abbiamo visto da una parte aumentare le generazioni di violenza, quelle famiglie disfunzionali che trasformavano molte volte l'incapacità a interagire, a condividere in azioni violente, in azioni talvolta non accettabili per i bambini, quindi abbiamo avuto un aumento di fughe da casa, un aumento di comportamenti autolesivi e soprattutto grandi bisogni
che si esprimevano nell'aumento delle chiamate che sono giunte nelle nostre linee. Dall'altra parte c'è stato un momento nel quale i bambini e i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, cioè i bambini più piccoli hanno trovato nelle famiglie che avevano una capacità di contenere in qualche modo le preoccupazioni dei bambini un momento anche di interazione maggiore, ossia di poter parlare, poter stare di più coi bambini. Talvolta anche di comprendere come la scuola rappresenta un elemento importante, c'è il rapporto con attraverso la DAD. Alcune famiglie hanno ricostruito anche una serie di relazioni sulla educazione dei propri figli in modo adeguato. Però c'è stato la difficoltà familiare, questa ha inciso tantissimo sui bambini e ancora di più sugli adolescenti. E lì abbiamo trovato una grande difficoltà dei bambini anche a mentalizzare, a condividere, perché l'assenza dei pari, che non è soltanto nella scuola ma nella vita sociale, ha inciso tantissimo. Il poter condividere la parola, i gesti, le relazioni, il tatto, il contatto fisico, il corpo, che per i ragazzi è un elemento centrale, è stata una grande mancanza. C'è stata questa fuga dei ragazzi nel mondo digitale, che ha rappresentato da una parte una risorsa, perché il contatto con gli altri, però un contatto diverso, che mancava di quella possibilità di avere un'empatia profonda con l'altro, e per quelle situazioni sempre fragili di cui parlavo prima, l'ingresso in situazioni anche di relazioni a rischio, dell'uso dello strumento digitale, talvolta in modo violento, nel cyberbullismo, piuttosto che non nell'uso anche del proprio corpo utilizzato nella rete come nel sexting, che pone delle conseguenze che possono essere impegnative. Quindi quello che noi abbiamo fatto in questi mesi è stato quello di ascoltare e dare risposte, ricostruendo le relazioni dove erano funzionali familiari e d'altra parte però cercando che i ragazzi potessero condividere con noi, ma con i pari, le loro grandi difficoltà. Il grande tema è l'ascolto oggi. L'ascolto è che d'altra parte molte volte è un ascolto difficile, perché per molti adolescenti soprattutto c'è una profonda rimozione dei problemi che stanno vivendo. Quindi loro hanno vissuto nel silenzio e nella solitudine per tanto tempo, però oggi li vediamo, e penso che chiunque fa un'esperienza clinica oggi con loro si rende conto della difficoltà che hanno nel parlare di sé, della loro sofferenza e del loro dolore. Però quello che dobbiamo riuscire a fare, quello che devono fare i genitori, cercare di riprendere una relazione interrotta e anche cercando, soprattutto per i più fragili, di essere presenti. Ecco, una piccola nota sui più fragili è tutta quella fascia di bambini e adolescenti con difficoltà emotive, ma anche difficoltà di apprendimento, difficoltà sociali. Ecco, credo che su questo tema dobbiamo fare molto di più. La scuola è stata funzionale, sufficientemente adeguata per i bambini più supportati dalla famiglia. Quelli che non avevano dietro una realtà adeguata li abbiamo in qualche modo persi. Nelle DAD l'abbandono scolastico è stato elevatissimo. A me preoccupa l'inizio dell'anno prossimo scolastico. Dobbiamo veramente fare un grande sforzo per riprendere queste relazioni. Ma lei pensa che la DAD abbia creato anche in alcune famiglie una stratificazione di accesso proprio, no? al beneficio della rete, no? Dell'online? Sappiamo che in molte realtà anche la linea era perfino difficile da avere, no? In merito al progresso tecnologico, no? Di cui si sta parlando anche in questi giorni grazie a questo PNRR che dovrebbe in qualche maniera incrementare questo aspetto. C'è stata anche una stratificazione proprio sociale, secondo lei, professore? Sì, guardi, noi abbiamo lavorato con il Ministero dell'Istruzione dall'inizio, perché noi gestiamo col Ministero il centro di sicurezza rispetto al digitale e devo dire abbiamo collaborato con loro nel mettere insieme in qualche modo le varie opportunità che la scuola si stava dando nella formazione a distanza. Allora, ci sono state realtà molto diverse, realtà che hanno subito reagito anche con idee innovative per raggiungere i ragazzi, altre realtà che si sono arretrate, sono spaventate di fronte a questi nuovi strumenti digitali trasformati in modelli educativi nuovi, innovativi.
Quello che abbiamo visto è che nonostante il progressivo arrivo di strumenti nelle scuole, con grandi investimenti del Ministero, però una parte di popolazione, di fasce deboli, non ha utilizzato questi strumenti. Perché il problema non è che il digitale come device, è il capire e comprendere questo strumento e l'accompagnamento dei ragazzi all'uso di questo strumento in modo adeguato. Quello che è mancato nella parte degli insegnanti è la formazione loro in questo ambito. D'altra parte, e questo è un tema però che va al di là del periodo specifico di questa pandemia, è che le famiglie non seguono i ragazzi nello sviluppo delle competenze dei bambini, degli adolescenti del digitale, come se fosse un altro mondo. I ragazzi oggi costruiscono il loro sé, il loro divenire nella rete. Le relazioni che loro vivono nella rete sono sempre più vissute come proprie, come profonde, e quindi dobbiamo per forza riuscire a far sì che i genitori se ne rendano conto. E questo è uno dei grandi temi che avremo anche nel futuro, che verranno affrontati insieme. E che chiederei di approfondire ad Alberto Rossetti, psicoterapeuta che si occupa da anni proprio del rapporto tra gli adolescenti e anche i social. Che cosa è cambiato? Ci ha resi davvero più liberi la possibilità di incontrarci in rete? Certo, ha sopperito delle mancanze, ma ci ha resi davvero, ha reso gli adolescenti davvero più liberi da questo punto di vista? Oppure li ha resi particolarmente invece vulnerabili? Direi di no, ecco, direi che più liberi assolutamente no. È chiaro che i primi mesi di lockdown, l'abbiamo più o meno detto tutti, no? Ed è stato detto tante volte, il digitale è stato fondamentale, l'utilizzo delle tecnologie ha permesso ai ragazzi, soprattutto anche a noi adulti, di tenere vivo quel legame che altrimenti sarebbe scomparso. L'ha tenuto vivo, sono stati in grado di inventarsi dei modi, no? per creare modi di stare insieme, per creare delle attività da fare insieme, no? In un periodo che adesso è passato dal primo lockdown più di un anno, non dimentichiamocelo, è stato veramente un periodo allucinante, no? Per tutti noi, chiusi in casa, non poter uscire di casa mai, e i ragazzi da questo punto di vista sono stati i migliori. Tra marzo e maggio-giugno i ragazzi non sono mai usciti di casa, salvo qualche rara eccezione, quindi sono stati lì e il digitale ha permesso, ecco, di rimanere in rete, di rimanere in contatto tra di loro. Però non direi che ci ha reso più liberi, è stato funzionale, è stato utile, è stato fondamentale, però in qualche modo, soprattutto col proseguire della pandemia, quindi andando avanti, nei momenti in cui si è potuto uscire di casa, si è potuto fare qualcosa di più, forse i ragazzi per primi anche si sono un po' reso conto della fragilità di quei rapporti, no? Che non potevano soddisfare più di tanto. E quindi in qualche modo la necessità di, io direi in questo periodo anche un po' ridiscutere, no, il rapporto con le tecnologie da parte di tutti, ma senza dubbio anche da parte dei ragazzi delle nuove generazioni, fermo restando che l'ambito delle tecnologie è l'ambito che in qualche modo dove troviamo i ragazzi, dove incontriamo i ragazzi. A marzo il commento numero 25 delle Nazioni Unite ha sancito i diritti dei bambini e degli adolescenti anche in ambito digitale, quindi in qualche modo ha sancito l'importanza del digitale per tutti gli esseri umani, no? Dichiarando il diritto alla connessione per tutti. Quindi in qualche modo è evidente che ci muoviamo su un campo che non possiamo assolutamente pensare di mettere da parte. Dobbiamo però andare avanti. Questi mesi, se vogliamo anche qui cercare di essere positivi, questo anno e mezzo di pandemia, secondo me ha restituito a noi adulti e ai ragazzi la consapevolezza che il digitale non genera relazioni, non le genera, non è possibile che le faccia nascere in qualche modo, che ci faccia vivere delle esperienze da zero, ma ci permette di amplificarle. Quindi c'è una base che ha a che fare con le relazioni, con lo stare insieme, col contatto. Nel mio libro, scritto durante la quarantena, intervistavo i ragazzi un po' in giro per l'Italia
E una cosa che mi colpiva quando già eravamo aprile-maggio, li ho poi intervistati ogni mese a partire da marzo, è stato l'entusiasmo iniziale delle nuove tecnologie a marzo, meno male che ci sono, e poi andando avanti sempre più stanchezza, no, nell'utilizzo delle tecnologie. E molti ragazzi dicevano che dopo un po' anche queste videochiamate erano diventate pesantissime. Perché, cosa raccontavano? ma ad esempio un ragazzo diceva: quando noi siamo al parco non è che stiamo delle ore a fissarci i nostri faccioni, Certo. facciamo delle cose, no? Parliamo, giochiamo, e invece stai lì, ti vedi le tue facce, dopo un po' non sai più cosa dire. Altri ragazzi, un'altra ragazza che mi diceva: non pensavo la scuola mi sarebbe mancata così tanto, e invece è qualcosa che mi sta mancando come insomma, una cosa importantissima. Diceva: la cosa tremenda non è solo non vedersi, ma è il fatto che non viviamo più dell'esperienza assieme, e quindi non sappiamo neanche più che cosa raccontarci dopo, perché in qualche modo viene meno anche proprio la parte di racconto che è tipico anche un po' del digitale, no? Ma che parte da un'esperienza fatta assieme. Forse anche per noi adulti ci ha fatto aprire un po' gli occhi sul fatto che sì, i ragazzi sono molto bravi nell'utilizzo delle tecnologie, senza dubbio, ma sono loro i primi a volere il contatto, a volere la relazione, a voler stare assieme. Poi ci sono anche le tecnologie, ma ecco, una cosa non va a sostituire l'altra, e questo secondo me in questi mesi è stato molto palese. E aggiungo ancora questo, che nel passaggio a ottobre-novembre, quando c'è stata la prima zona rossa, diciamo, generalizzata, no? Quindi quando le scuole hanno di nuovo chiuso, dopo le promesse estive in cui si diceva che assolutamente le scuole non chiuderanno mai più, a ottobre sono state di nuovo chiuse. Una ragazzina che ancora sto seguendo, che è venuta da me proprio in quel periodo, quindi non tanto durante il primo lockdown, ma a ottobre-novembre, ragionando, riragionando in questi mesi con lei su quello che è capitato, lei mi faceva notare che il primo periodo è stato un periodo in cui tutto sommato c'è stato qualcosa di divertente, di assurdo ma di divertente, e anche con le tecnologie i suoi amici e lei si inventavano delle cose. A ottobre-novembre lei mi diceva: non c'è stata più voglia di questa roba qua, e quindi non ci sentivamo neanche più, e dice: è stato tremendo, perché improvvisamente è venuto meno tutto, anche quel contatto. La relazione, infatti questo a cui torniamo ancora, no? Mi impressionava, e lo volevo condividere con voi, quello che mi ha detto il primario di neuropsichiatria infantile della Fondazione Mondino a Pavia, e raccontava questo, che il lockdown, sì certo, ha isolato le relazioni dei ragazzi, ma soprattutto li ha privati di punti di riferimento extrafamiliari essenziali per la loro crescita. L'allenatore di calcio per chi faceva calcio, il capo scout per chi faceva gli scout, l'allenatore di tennis, il coro della parrocchia, insomma punti di riferimento nella loro, gli insegnanti naturalmente, e molto anche lo psicologo che la scuola e alcune scuole mettevano a disposizione dei ragazzi. Ecco, privarsi di queste relazioni, di questi modelli, in che maniera ha contribuito a rendere la situazione dei nostri adolescenti dentro le nostre famiglie ancora più tragica? Non so se, professoressa, vuole cominciare lei. Sicuramente quello che è stato detto è assolutamente condivisibile. Si è assistito ad un allargamento significativo della forbice tra i ragazzini più fragili e i ragazzini più strutturati e più supportati. Questo è assolutamente indubbio. Chiaramente io posso parlare per la mia realtà, perché detesto la tuttologia, e quindi diciamo che sono un pochino in trincea ogni giorno. Quella realtà della nostra scuola è forse una realtà un pochino fortunata, perché noi abbiamo una realtà. Il Malignani è una grande struttura, ha permesso a tutti i ragazzini che dovessero avere anche avuto difficoltà nei devices di potersi naturalmente dotare degli strumenti necessari, e quindi non abbiamo perso ore di lezione. Ma la cosa che secondo me va sottolineata, e qui lo dico proprio come per la passione che ancora mi anima dopo tutti questi anni per il mio lavoro e per l'insegnamento, consiste anche in questo, però, ne ho parlato anche in una serie di articoli. Ci siamo molto interrogati sull'uso delle tecnologie e abbiamo giustamente evidenziato i loro limiti, perché è verissimo quello che ha detto Alberto fino ad ora. I ragazzi all'inizio, com'è comprensibile, tutto ciò che spezza la routine in qualche modo è stimolante, e quindi ovviamente
spezza appunto una convenzione della quotidianità didattica che può essere anche interessante e può offrire degli input. Dopo un po' questo non funziona. Ma quello che mi ha colpito è che in qualche modo il dibattito si è appiattito sull'uso delle tecnologie, mentre questo periodo così difficile e inquieto di apnea sociale, di isolamento pesante, avrebbe dovuto assolutamente rilanciare problemi e riflessioni importanti, essenziali sui contenuti didattici. Cioè, quello che io continuo a sostenere è che dobbiamo liberarci sempre dall'ossessione dei programmi, e lo dico come insegnante dall'interno, ma mai avremmo dovuto liberarci dall'ossessione dei programmi come in questo periodo. Cioè, i ragazzi avevano bisogno, la parola chiave, qui è stata proprio pronunciata poco fa, secondo me dal dottor Carlo, è l'ascolto. E mai come in questo periodo a me è stato chiesto di tenere, da molti anni gestisco ormai da più di 10 anni credo, dei corsi di scrittura autobiografico-creativa con ragazzi delle scuole, con la mia scuola innanzitutto, con ragazzi delle varie classi, quindi dalla prima alla quinta, ma quest'anno il Teatro Club, insomma una realtà udinese, mi ha domandato di gestire un laboratorio di scrittura autobiografica creativa con i ragazzi durante la pandemia di tutte le scuole superiori della provincia di Udine. Ho molto esitato, ho molto tremato perché ho detto mamma mia, ma che cosa significherà? Li ho sempre tenuti in presenza e lì si compatta un gruppo coesivo che condivide esperienze, che si compatta, che forma un senso di appartenenza. Come sarà gestire un gruppo a distanza? E d'altro canto il progetto consisteva proprio nell'offrire delle opportunità di ascolto e di espressione individuale a ragazzi in un momento di particolare disagio. Erano ragazzi che andavano dalle scuole professionali al liceo classico, al liceo scientifico, agli studi tecnici, dai 15 i più giovani ai 20 anni. È stata un'esperienza formidabile, perché loro avevano veramente un bisogno di ascolto e di condivisione delle loro inquietudini, delle loro angosce, delle loro pulsioni, delle tensioni, della pressione psicologica alla quale si sentivano sottoposti, ed era così catartico e liberatorio trovarsi lì a parlarne insieme che effettivamente tutto questo mi ha nuovamente riconfermato in quello che era un pochino la mia riflessione iniziale. Non possiamo limitarci a parlare di una rivoluzione profonda dei mezzi, degli strumenti, ma dobbiamo anche ripensare seriamente i contenuti. Il problema dell'espressione dell'identità individuale durante l'adolescenza, come riconoscere i propri sentimenti ed emozioni, la propria affettività, come gestirla, come condividerla, come esprimerla, sono elementi importanti. E infatti a lei va il grande merito di aver stimolato la sua classe in questo che ho letto e mi ha impressionato tantissimo, questa costruzione di questo alfabeto sentimentale della pandemia. Cioè lei praticamente ha spinto i ragazzi a riappropriarsi della parola e attraverso la parola a raccontare le loro emozioni. Pensate, questo alfabeto dalla A alla Z, da ansia a zelo, e qui tra noi ci sono 3 dei suoi studenti che inviterei a salire qui sul palco, sono Samuele, Giacomo e Marinella, che ci leggeranno alcune delle lettere e alcune quindi delle parole, no, di questo alfabeto emozionale. Prego ragazzi, benvenuti. E alcuni di questi alfabeti, facciamogli un applauso giustamente. E quindi comincia Marinella a leggere quale parola? Ansia. Ansia. Le mie ansie hanno l'ansia, di Charlie Brown. Crediamo che l'ansia sia una sensazione strettamente legata all'attesa. In particolare la possiamo intendere come una risposta umana all'attesa stessa. È una sensazione allo stesso tempo positiva e negativa, in quanto fornisce alle incognite sul domani quel gusto così particolare, così unico, per il quale ci proiettiamo costantemente nel futuro. Nel frattempo però l'ansia, spesso eccessiva, può rovinare il presente e in particolare ciò che abbiamo tanto bramato e atteso, trascinandoci alla ricerca costante di novità, pur consapevoli che, una volta ottenute, queste potrebbero non appagarci. L'ansia può infine essere vista come un indicatore che segna importanza, che noi attribuiamo a ciò che stiamo attendendo, un'importanza che talvolta non è chiara neppure a noi. La seconda parola invece la legge? La seconda parola a Samuele è l'empatia. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre. Platone. L'empatia è una condizione legata alle relazioni tra le persone, un collante.
è la capacità di condividere in modo autonomo ed immediato, a volte anche senza volerlo, le proprie emozioni, ma è anche la capacità di comprendere le emozioni altrui e comportarsi di conseguenza in modo adeguato. È mettersi nei panni degli altri, soffrire o gioire con gli altri. È una conquista graduale che forse va coltivata come una pianta delicata, ma importante per l'ecosistema dei nostri affetti e delle nostre emozioni. Giacomo invece ci racconta dell'umiltà. E l'umiltà può essere intesa come la capacità di una persona di riconoscere i propri limiti, di considerare sempre la possibilità di poter imparare qualcosa dagli altri, chiunque essi siano, restando quindi con la mente aperta, allontanandosi dalla superbia, limitando il proprio orgoglio per diventare una persona migliore. Grazie a questi studenti, grazie per aver tirato fuori le vostre emozioni, per avercele raccontate e condivise. Grazie davvero. Professore, abbiamo sentito vita vera e emozioni vere di studenti. Forse abbiamo davvero, mi è piaciuto molto questa condivisione che i ragazzi hanno fatto, abbiamo davvero toccato con mano, no? I loro pensieri, le loro, mi ripeto, ansie e anche magari in questo alfabeto, come diceva la professoressa, no? Anche un barlume di speranza. Sentiamo. Io credo che tra l'altro queste testimonianze danno un senso di come per i ragazzi è così importante riflettere insieme anche con gli adulti, con gli insegnanti, perché il problema oggi è quello di riuscire a ricostruire un pensiero comune in cui l'elemento dell'ascolto deve essere centrale. Io credo che d'altra parte questo è anche il momento in cui dobbiamo riuscire a prevenire il disagio. Quindi questo vuol dire cogliere segnali che molte volte si esprimono in tanti momenti di disagio. Cioè noi abbiamo visto aumentare, le prima citava il collega di Pavia, noi in tutte le strutture sanitarie abbiamo avuto un aumento ed è un indicatore importante di ricoveri per comportamenti autolesivi, che vuol dire in qualche modo ritornare al corpo, ritornare a farsi del male, perché non si riesce a esprimere quella che è la propria difficoltà, il proprio disagio. E questo sono anche venute a mancare le risorse nei servizi di salute mentale, gli ascolti psicoterapeutici, le modalità di aiuto, così come quei momenti di cui si parlava prima di socialità, lo sport, la parrocchia, le reti. Quindi l'impossibilità di parlare ha portato all'interno una sofferenza profonda che va invece accolta. Va accolta e va trasformata in un pensiero positivo, e queste occasioni devono essere quelle di riuscire in qualche modo, attraverso il dialogo, di ricostruire in qualche modo un futuro, una speranza di cui si parlava prima, dando il senso tra l'altro che il futuro per i ragazzi c'è insieme, in una condivisione tra pari, con la presenza di adulti attenti. E sono molto d'accordo sul fatto che dobbiamo considerare il digitale non come la causa dei problemi, ma quanto uno strumento che può essere usato in modo responsabile. Ma quello che conta è oggi recuperare l'empatia, la relazione, ed è questo uno degli aspetti in cui gli adulti devono essere preparati a mettersi in gioco. E la scuola non deve fermarsi ai modelli educativi rigidi, agli esami. Quello che ho visto, ad esempio, alla fine di quest'anno scolastico è, appena i ragazzi sono tornati a scuola, dopo tanti mesi, il sottoporli a una serie di esami uno dopo l'altro per vedere la dimensione didattica formale, quando invece quello che a noi interessa è la persona che è in quella classe. E questo è ancora più importante nei prossimi mesi, cioè dobbiamo fare un cammino, perché in ogni caso qualcosa è cambiato profondamente nella nostra comunità, e questo richiede, a mio avviso, una grande attenzione a cogliere i segnali prima che divengano in qualche modo profondi. Io devo dire, nel nostro percorso di Traforo Azzurro ho visto crescere una richiesta d'aiuto attraverso i canali che noi abbiamo, ma anche e soprattutto attraverso le chat, che sono uno strumento che distacca ancor più l'emozione dal contatto con l'altro. E abbiamo d'altra parte compreso che però per i ragazzi oggi c'è un bisogno di parlare, di condividere, ed è questo uno dei momenti per cui noi avevamo pensato
di utilizzare fatto quest'estate, questa è stata una scelta del Ministero per riuscire a costruire queste attività educative estive. In realtà non si sono riusciti a fare in gran parte dei casi, con questa voglia di chiudere il percorso didattico. Quando invece credo che oggi c'è bisogno di ripartire dalla comunità, e questo è a mio avviso un impegno che deve trovare la scuola, gli adulti e le famiglie presenti accanto ai ragazzi in un percorso comune che va costruito insieme il prima possibile. Laura Crucianelli, dal punto di vista di una ricercatrice in un campo così delicato come quello delle neuroscienze, questo, che uno pensa sempre che il ricercatore sia qualcuno di solitario, rinchiuso dentro un laboratorio oppure una biblioteca, no? E invece soprattutto in questo campo immagino che sia una ricerca che si nutre di realtà, che si nutre di testimonianze. Avere sentito queste testimonianze e aver riflettuto anche su quello che diceva prima il professor Caffo, cioè la necessità dell'ascolto, come poi si traduce nelle sue ricerche? Sì, è interessante sapere sempre qual è l'idea che uno ha del ricercatore. In realtà fare ricerca sul tatto significa toccare le persone, quindi vengono nel laboratorio, le tocchiamo in vari modi, con vari strumenti e ci focalizziamo sulla percezione del tatto, quindi chiediamo come hanno percepito questo tatto, se era piacevole, spiacevole, la temperatura, eccetera. Poi si va a guardare a livello fisiologico, quindi si va a guardare cosa succede nella pelle, quali recettori si attivano in base al tipo di tatto e alle caratteristiche che il tatto ha. E poi, visto che tutti i segnali attraverso il midollo spinale arrivano al cervello, si va a vedere cosa succede nel cervello, quindi quali aree del cervello si attivano in base al tipo di tatto. Io credo che un po' si ricollega al discorso che abbiamo fatto adesso e un po' al tipo di tatto a cui io sono molto interessata, che è questo tatto affettivo, perché quello che vediamo è che quando le persone percepiscono le carezze si attiva un'area cerebrale che non si attiva con altri tipi di tatto e si chiama insula, che è quest'area che la parola insula significa isola, perché si è sempre pensato che fosse un'area super isolata che non servisse quasi a nulla, perché bisogna aprire proprio il cervello per raggiungerla. E ora si sa che quest'area ha ricevuto molta attenzione perché si pensa sia l'area dove troviamo il senso del sé, quindi questo senso self, la coscienza, che è un po' uno dei misteri delle neuroscienze ancora. E per me il fatto che questo specifico tipo di tatto sociale vada ad attivare proprio quest'area così importante per la nostra coscienza ci dice moltissimo su quanto questo tatto sia importante. E per ricollegarmi alla domanda sull'ascolto, Volevo solo aggiungere una Sì. cosa, lo avete sperimentato questa ricerca, l'avete sperimentata Sì. durante il lockdown? No. Perché sarebbe interessante cercare di capire proprio che cosa, o ex post ora, oppure durante il lockdown, che cosa naturalmente si poteva attivare. Quello che abbiamo visto è che già vediamo delle piccole differenze nella raccolta dati post-lockdown, nel senso che comunque i partecipanti percepiscono il tatto fatto da uno sperimentatore che è uno sconosciuto come un po' meno piacevole, ma secondo me poi i risultati si allineeranno nel corso di qualche anno con i risultati pre-pandemia. Una cosa durante la pandemia ovviamente non abbiamo potuto raccogliere molti dati perché dobbiamo toccare le persone, non era possibile, ma degli studi sono stati fatti mostrando alle persone dei video di persone che si toccavano, quindi studi fatti online, sono stati mandati dei questionari e dei colleghi hanno svolto questi studi e si è visto che appunto semplicemente vedere delle persone che si abbracciavano, qualcuno che giocava con un cane, quindi vedere in modo vicario il tatto tra delle persone già migliorava l'umore, quindi c'è questo effetto un po' a specchio, no? Che anche solo a vedere interazioni tattili tra persone senza percepirlo già porta a un miglioramento dell'umore. Quindi insomma ci sono dei motivi di speranza, no? Sì, ecco, sì, assolutamente. spezziamo anche
uno sguardo ottimista, no? Cerchiamo Sì. di avere uno sguardo anche Volevo ottimista. ricollegarmi sul discorso Sull'ascolto. digitale, anche sul discorso digitale prima, perché ci sono dei laboratori all'University College London che stanno studiando se è possibile fare un contatto a distanza, no? Tramite il cellulare, mandare un abbraccio, eccetera. Specialmente con dei device che magari cambiano temperatura in base a quello che si vuole comunicare o meno. Questi studi si stanno svolgendo in questo momento. Io credo che siano delle tecniche che possono essere complementari allo skin to skin tra persone, specialmente nel caso di persone che vivono sole. Al giorno d'oggi moltissime persone muoiono da sole, che è una cosa molto molto triste. Quindi penso che poter creare con la tecnologia dei device che possano aiutare in determinate situazioni quando non è possibile avere un contatto reale sia promising, ma non può sostituire il contatto vero. È d'accordo Alberto Rossetti, immagino, no? Certo, assolutamente. L'ha sperimentato anche durante queste sedute, no? che ha fatto anche insieme ai genitori, mi raccontava, no? Che non sono una variabile indipendente. Adesso introduciamo, andando verso la fine, anche questo tema, no? Anche i genitori hanno una parte fondamentale nel percorso di aiuto e di sostegno a questi adolescenti. Sì, assolutamente il ruolo dei genitori già prima della pandemia chiaramente era il ruolo centrale e lo è stato anche durante la pandemia, durante questo lungo anno e mezzo, a maggior ragione perché c'è stata più vicinanza, c'è stato anche più condivisione degli spazi, no? Quindi forse molti genitori si sono accorti durante questo periodo anche di situazioni di cui non si erano accorti prima, e mi verrebbe da dire a volte si sono accorti anche di troppo. Cioè io trovo che ci sia stato un troppo inevitabile, e ci mancherebbe altro, non voglio dire che si poteva fare altrimenti, non saprei, però sicuramente c'è stato un troppo vicino. Gli spazi dei ragazzi e dei genitori, gli spazi all'interno della famiglia si sono in parte saturati. Questo è andato bene all'inizio, perché l'abbiamo detto prima, ma col passare del tempo ha cominciato a diventare più pesante, e siccome il tema della vicinanza, dell'eccessiva vicinanza, secondo me è un tema che non è esploso adesso, ma che la pandemia ha fatto emergere in maniera molto evidente, sicuramente anche il lavoro con i genitori per andare un po' a capire come riposizionarsi. Un mesetto fa, un paio di mesi fa, leggevo su Twitter, mi era arrivato un tweet di una mamma che diceva da domani non c'è più il coprifuoco delle 10. Sono l'unica mamma di adolescente triste che da domani ricomincerà a avere ansia, e sotto una serie di messaggi: no, non sei l'unica, figurati, anch'io, finché un padre, non perché un padre mi ha colpito, scrive: ma anche no, i ragazzi tornino per strada. E questa cosa mi ha colpito, no? Perché ovviamente il tono della mamma era ironico, ci mancherebbe, poi non so neanche bene chi fosse, però ecco, l'idea che dobbiamo un po' riposizionarci, dobbiamo un po', secondo me, anche dimenticarci di alcune cose di questa vicinanza, che voglio dire ci deve essere, non voglio essere frainteso, ci mancherebbe altro, ma non bisogna saturare gli spazi. E questo è molto molto importante. Invece sulla distanza, no? Una cosa che mi è capitato l'altra settimana con una giovane paziente che ho iniziato a vedere, come molti dei pazienti durante la pandemia, con la mascherina, adesso con il caldo, finestre aperte, insomma per tanti motivi, lei mi dice: posso toglierla? Eravamo molto distanti, io ho detto di sì, l'ho tolta anch'io, e davvero è stato qualcosa di molto emozionante, no? Perché io non l'avevo mai vista in faccia, cioè io e lei non ci eravamo mai visti in faccia, e quando l'ho vista in faccia, ho visto il suo sorriso, ho visto la sua espressione, è scoccato qualche cosa di diverso. Intanto è stata una seduta esplosiva in termini positivi, cioè lei si è lasciata molto più andare, non so se è la mascherina che in qualche modo ha inciso, però voglio anche un po' pensare che un po' ha fatto, no? Perché è come se per la prima volta ci fossimo riscoperti senza questa copertura, e davvero l'immagine che io avevo di lei con la mascherina è un'immagine diversa da quello che ho di lei senza mascherina. Lei si è liberata tantissimo,
E questa cosa mi ha fatto molto pensare, no? Su quanto anche qui ci siamo dovuti abituare. È chiaro che dobbiamo fare i conti con una situazione che io non metto in discussione, ci siamo dovuti, è stato necessario, però adesso dobbiamo non darla per scontato, no? Io trovo che dobbiamo ragionarci, dobbiamo interrogarci, ognuno con i propri strumenti, chi come me partendo dalla clinica, chi in classe. Penso che anche gli studenti abbiano patito molto a volte, no? Il contatto con gli insegnanti magari con la mascherina, col visor. Io penso ai bambini più piccoli alla scuola materna, no? Questi insegnanti tutti coperti, no? Insomma, dobbiamo adesso però non dar per scontato che ma sì, va bene così, ma dobbiamo ragionare su tutto ciò che è necessario fare per recuperare, no? Questi momenti di incontro in cui fondamentalmente di cui abbiamo bisogno, no? Devo dire, non possiamo più farne a meno, è veramente importante. Ecco, allora vediamo, facendo di nuovo un bagno di realtà, che cosa è stato l'effetto sugli adolescenti, naturalmente non direttamente causato dal lockdown, ma che il lockdown ha contribuito a far esplodere. Che cosa è stato questo tempo che abbiamo vissuto e che speriamo sia alle spalle, e quali sono i danni psichici che sono stati causati in questi adolescenti, quali sono delle situazioni anche, vi assicuro, molto difficili. Ho fatto un viaggio per Piazza Pulita dentro queste realtà e dentro le storie di questi adolescenti, anche con l'aiuto del telefono azzurro. È stato emotivamente molto difficile anche per me incontrare queste storie di adolescenti. Tutte le voci che avete sentito erano voci di persone che leggevano, insomma, testimonianze reali di adolescenti e del disagio che manifestavano. L'ultima è un'intervista che mi ha colpito molto. Voi non avete potuto vedere la faccia di questo ragazzo di 17 anni, ma quello che mi ha colpito erano i suoi occhi, che avevano trovato un po' di speranza, e questa speranza mi ha colpito tanto da questo punto di vista. Nel momento in cui lui guardava la sua ferita e aveva il coraggio di tenere il suo sguardo su quella ferita, io ho capito che in qualche maniera voleva comunicare non solo a me ma anche agli assistenti sociali che erano insieme a me mentre ho realizzato questa intervista molto complicata. Voleva in qualche maniera raccontarmi, dirmi che quella era una parte di lui, che alla fine le cicatrici, sia quelle che abbiamo nella carne sia quelle che abbiamo dentro, appartengono a tutti noi. E vi racconto anche questo aneddoto che invece per converso mi ha lasciato molto, mi ha dato molto da pensare. Per realizzare questo servizio pensavo di intervistare anche uno dei cantanti che questi ragazzi seguono e che loro mi avevano raccontato nelle loro interviste. Seguono molto la trap, no? Questi cantanti che sono idoli su Instagram e non solo, e impazziscono per i testi, e sono testi, vi assicuro, se andate a leggerli, molto duri, che raccontano di abusi di psicofarmaci, di percorsi di rehab molto lenti e molto difficili. E allora ho contattato alcuni, devo dire 3 di questi trapper, e sono rimasto francamente impressionato da un elemento che invece questo ragazzino di 17 anni non aveva. Mi hanno detto tutti: l'intervista la faccio, ma non voglio assolutamente parlare di quello che ero. Io ora sono una persona nuova, diversa, quindi io voglio parlare della mia musica, di quello che voglio fare in futuro, ma non di quello che sono stato. E naturalmente pensate che ormai sono dei personaggi molto anche seguiti, no? Le major, le case discografiche li hanno presi sotto la propria ala, e quindi ormai non puoi più fare nulla di spontaneo, no? È tutto dettato dalle esigenze di mostrarsi di fatto per quello che in qualche maniera si è ora, dimenticando quello che si è stato. E allora io ho trovato paradossalmente più vero questo ragazzino che, guardando le sue ferite, dice: queste cicatrici fanno parte di me, questo sono io, no? Un po' come i sassi di Pollicino, no? Seminati nel percorso per ritrovare la strada,
perché è vero che si può cambiare e si cambia, si progredisce e si va avanti, no? nel percorso dentro di sé, anche quando abbiamo dei momenti di difficoltà, ma è vero anche che quelle cicatrici non possiamo dimenticarle, non possiamo cancellarle, fanno parte di noi. Ecco, insomma, nel racconto di questo servizio, di questo reportage, mi aveva impressionato questa disparità, no? Tra chi è molto famoso e sulla breccia e chi invece vive le stesse situazioni, ma forse le ha interiorizzate meglio, o comunque si sta incamminando per. Non so se voi siete in qualche maniera d'accordo, oppure un'altra suggestione è questa: alla fine di questo servizio alcuni genitori mi hanno scritto che questo servizio pone in capo ai genitori una responsabilità eccessiva, cioè io non ho visto mio figlio e quindi mio figlio si taglia. Io per esempio questa dimensione non l'ho provata nel momento in cui lo realizzavo, no? Ma ho avvertito che se i genitori, e non è stato uno, è stato 2, 3, no, ma come, dai la colpa a noi, ma io mio figlio lo guardo, ma tu non sai la fatica che si fa, no? Ecco, allora anche questo tema dei genitori, come lo affrontiamo, in che termini questi genitori possono parlare ai loro figli e in che termini voi potete parlare ai genitori? Professoressa. Allora, innanzitutto questo approfondimento sulle ferite e sull'autolesionismo mi ha evocato immediatamente davanti agli occhi un lavoro che abbiamo fatto proprio con i ragazzi durante l'inverno, durante il corso di cui parlavo. Ho proposto loro alcuni passaggi narrativi in cui si parlava delle ferite, da un libro di Matteo Caccia, poi altri ferite, e naturalmente siamo partiti dalle ferite del corpo, visibili, vistose o comunque riconoscibili facilmente, a quelle invisibili, a quelle dell'anima, e sono venute fuori paure e angosce via via, che all'inizio naturalmente loro hanno molta resistenza a raccontare, ma c'è sempre un momento poi in cui scatta qualcosa, in cui si rendono conto che la parola può essere veramente catartica, che andare a fondo in se stessi, riflettere e scavare e tirare fuori come con un amo quello che magari non hanno neanche confessato fino a quel momento neppure a loro stessi, alla fine fa del bene. Quindi sono uscite delle cose, io adesso non è giusto, non ne posso parlare, certo, in termini, però effettivamente escono dalle volte delle sofferenze molto profonde e molto significative che ad un tratto però loro lo riconoscono. E un ragazzino, parlandomi di questa forma di autolesionismo, uno solo, perché io devo dire mi sono imbattuta molto di più in disturbi di carattere alimentare, ma non in questi 2 anni in particolare, in certo, tutti gli ultimi anni, tutti gli anni. E parlandomi del cutting proprio, no? delle ferite, mi ha lasciato un'immagine terribilmente toccante, terribilmente chiara, perché lui mi ha parlato di quel tipo di lesione autoprovocata come di una scorciatoia per sentire di più il dolore fisico e sentire meno quello psicologico. Cioè il dolore fisico era riconoscibile e in questo senso familiare, visceralmente, era più, passatemi in termine, animale, riconoscibile, familiare, rassicurante in certo, questo. Il dolore di altro tipo è estremamente meno gestibile e in questo senso lo spaventava di più, per cui quella era diventata una scorciatoia per non provare altri tipi di dolore. Il discorso dei genitori ci porterebbe terribilmente lontano, perché mi farebbe parlare dei genitori adolescenti, e qui apriremmo purtroppo degli amici dei figli, dei famosi succede, amici dei figli, ecco, che naturalmente sono un dramma sociale degli ultimi anni, perché io ho trovato molto meno diversi gli adolescenti. Io insegno da molti anni ormai naturalmente, e trovo che i ragazzi fondamentalmente siano tutto sommato sempre, per certi versi, da certi punti di vista, gli stessi. Gli adolescenti hanno una visione bifocale sul mondo, tutto è bianco o nero, giusto o sbagliato, amore e odio, parole che infatti loro usano tantissimo. I sentimenti che provano sono universali in qualche modo. La vera trasformazione sociale sta nelle famiglie e in genitori che alle volte veramente mescolano in maniera estremamente ambigua i ruoli. Io ho avuto una mamma che mi ha raccontato candidamente di andare la sera, la domenica e il sabato in discoteca con il figlio,
cosa che ho trovato allucinante, perché naturalmente ho immaginato il disagio di quel ragazzo nel momento in cui... Quindi ecco, sarebbe un discorso talmente ampio, talmente complesso, assolutamente necessario e urgente, ma ci porterebbe davvero molto lontano e non vorrei sottrarre tempo agli altri. Ma io credo che queste testimonianze sono molto importanti perché ci fanno riflettere sicuramente da una parte chi si occupa di questo ambito, che è quello della salute mentale, deve trovare modalità nuove per cogliere precocemente questi segnali. E questo è un tema che vedo molto carente, cioè mancano punti di riferimento professionali talvolta adeguati, perché quando un ragazzo chiede aiuto occorre che l'aiuto venga dato sempre in modo migliore, evitando situazioni in cui il farmaco prevale sulla presa in carico e sull'aiuto reale. Io credo che d'altra parte occorre creare una responsabilità maggiore nel mondo degli adulti su questo versante e i genitori devono conoscere le tematiche che riguardano la salute mentale dei propri figli e credo che anche testimonianze come quella del bellissimo servizio fatto da lei, così come d'altra parte le testimonianze che abbiamo anche pubblicato su questo volume Quanto ancora, che è pubblicato con il Ministro della Famiglia, che è scaricabile, dal senso, quelle che arrivano ogni giorno a noi, ci danno il senso di come c'è un sommerso che va colto. E va colto da parte di tutti coloro che oggi hanno a che fare con i ragazzi, gli insegnanti, che devono essere attenti. E apprezzo molto quello che avete fatto voi qui in questa esperienza, ma dobbiamo far sì che tutti gli insegnanti sappiano dare un ascolto a quel ragazzo che chiede aiuto in quel momento, perché la scuola rappresenta ha un ruolo centrale, così come tutto il mondo degli educatori, di coloro che sono accanto ai ragazzi. E la famiglia deve essere attenta oggi a considerare i segnali del disagio come qualcosa che va affrontato con una grande attenzione a dare una risposta di ascolto adeguato e se non c'è la capacità del genitore di chiedere aiuto a qualcuno perché questo possa essere fatto. Arrivare tardi è un dramma, purtroppo abbiamo tanti casi di ipotesi suicidari, ma di una sofferenza profonda perché la sofferenza mentale talvolta è invisibile a molti. Questo deve far sì che questa sensazione del dolore divenga sempre più percepita da tutti coloro che sono accanto a un ragazzo e facendo sì che anche le istituzioni su questo versante possano essere maggiormente attente a creare una rete adeguata. Questo credo che sia l'impegno che dobbiamo riuscire a sviluppare insieme perché oggi l'uscita dalla pandemia è una uscita condivisa tra generazioni e quindi in questo caso dobbiamo non dimenticare i più fragili e oggi secondo me i più fragili sono i bambini e gli adolescenti. Alberto Rossetti, i genitori da questo punto di vista, lei ricordava prima, spesso sono stati in questo lockdown anche magari involontariamente, molto presenti, ma una suggestione che le lancio, visto che si è occupato di social, quanto devono essere presenti sui social dei figli? Sui social poco, nel senso che un conto è conoscerli, un conto è sapere che tipo di social network utilizzano, mettere dei limiti andando a rispettare anche quelli che sono l'età limite, no? Sappiamo che c'è il limite 13-14 anni a seconda, 13 per accedere ai social network, quindi ci sono delle regole base che oramai sappiamo anche se non rispettiamo. Però poi essere lì è un po' come essere seduti sulla panchina e andare in discoteca col ragazzo, ecco, riprendendo l'esempio di prima. A che serve stare in discoteca insieme a tuo figlio? Sì, lo controlli, stai con lui, lo vedi. E sui social network è chiaro che è più spigoloso la questione, me ne rendo conto, però intanto un ragazzo ha sempre la capacità, se vuole, di aprire altri account, di non farti vedere bloccandoti, facendo vedere le storie solo a qualcuno, quindi a volte abbiamo l'illusione che stiamo controllando, ma poi in realtà non stiamo controllando un bel niente. Ma poi ha un po' a che fare con gli spazi, no? Cioè, penso che il futuro dovremmo continuare a lavorare molto di più sull'educazione al digitale, su come in qualche modo questo digital parenting che oramai è qualche cosa di presente, no? Come si può affrontare il tema della genitorialità che passa attraverso il digitale. Dobbiamo lavorare su questo, sempre tornando
alle Nazioni Unite, uno dei punti ha proprio a che fare con la formazione nei confronti dei genitori, degli insegnanti, di chi si occupa di ragazzi e bambini, affinché aumenti la consapevolezza digitale. Quindi questa io penso sia la direzione. Volevo dire una cosa anche sulla famiglia, perché io credo che la famiglia negli ultimi anni è stata però eccessivamente responsabilizzata per l'educazione dei figli, che anche qui, chiaro che la famiglia è responsabile, ci mancherebbe altro, però non è l'unico attore. Prima si faceva riferimento all'insegnante, l'allenatore, il capo scout e tutti i vari attori che in qualche modo si occupano dei ragazzi. E allora secondo me c'è un problema anche più ampio, di tipo sociale, ed è che in qualche modo alla famiglia viene chiesto oggi di prendersi carico anche di, eccessivamente di alcune problematiche che ci devono essere, ma di cui forse se ne deve prendere carico la comunità. Sicuramente deve, come diceva prima il professore, bisogna imparare a riconoscere i segnali di disagio, ma questi chiaramente devono essere riconosciuti anche dalla scuola, dall'allenatore, cioè un figlio è un figlio della comunità. Certo. Per me questo è un punto importante. Chiama responsabilità tutti. Ma tutti, certo un padre, una madre, ci mancherebbe altro, però siamo tutti responsabili dei nostri ragazzi, e questo per me è un tema molto importante, perché sempre di più, e la pandemia ha messo in luce tutti i nostri limiti, sempre di più invece la sensazione è che in qualche modo la famiglia, nel bene o nel male, se ne deve occupare lei. E tra l'altro le famiglie più fragili, le famiglie in più difficoltà, sono quelle che poi hanno anche meno strumenti per poter affrontare. E se noi lasciamo sole quelle famiglie perché è responsabilità loro, è un grosso problema, ma per tutta la comunità, non solo per quella famiglia, e poi chiaramente per quel ragazzo, ci mancherebbe altro. Quindi io penso che dobbiamo davvero sforzarci di allargare il nostro sguardo, di prenderci tutti un pezzetto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani. Ce l'abbiamo tutti. Laura Crucianelli, concludiamo con lei, abbiamo iniziato con lei, torniamo a questo contatto, il contatto indispensabile. Sa che cosa pensavo prima di venire qui? Che alla fine questa parola contatto, scritta tutta assieme, si può anche scrivere separata, contatto, cioè con cura, no? Con attenzione, no? Con sensibilità in qualche maniera. E in un tweet, un messaggio positivo, che così concludiamo la serata con una prospettiva che ci fa riappropriare finalmente della relazione con l'altro e anche del contatto con l'altro. Ma io direi che abbracciamoci non appena sarà possibile, già è possibile, abbracciamoci, non abbiate paura. Secondo me non è tanto che non tutti hanno avuto una situazione di deprivazione tattile, ma tutti hanno sviluppato una paura del tatto, e quindi io dico non abbiate paura e abbracciamoci. Non abbiate paura, mi sembra un ottimo messaggio da lanciare in chiusura di questo incontro. Ringrazio tutti gli ospiti che insomma insieme a me hanno fatto questo viaggio, Laura Crucianelli e Alessandra, adesso sto sbarellando, Antonella Sbuels, il professor Ernesto Caffo e Alberto Rossetti. A voi che avete seguito questo incontro, speriamo di aver aggiunto qualcosa alla conoscenza su questo tema. Grazie ancora per l'ospitalità, davvero, a questo festival incredibile Vicino e Lontano, che ci ha consentito di fare un focus su questo tema fondamentale. Grazie davvero. Grazie. Grazie anche da parte nostra, grazie ad Alessio Lasta che l'ha condotto e ai ragazzi che sono intervenuti. Ringrazio gli ospiti fondamentale questo messaggio, di indossarlo e aderire a questa richiesta. Grazie, appuntamento a domani, buona serata. I figli sono i figli di tutta la comunità, prendiamocene cura. Grazie.